Buonasera e benvenuti dal Paladirseu di Eboli, la storica casa della Feldi. Questa sera si gioca qui per la 26esima giornata di Serie A. Feldi Eboli, Olimpia Verona. Le due squadre schierate al centro del campo, agli ordini dei tre direttori di gara che sono il signor Carone della sezione di Bari, il signor Malandra della sezione di Avezzano, al crono il signor Romano della sezione di Nola. Leggiamo anche i due roster a disposizione per la Feldi Eboli, numero 3 dal Cenna, poi con lui Montefalcone, Venanzio, Pattias, Marinovic, Selusio, Degan, Caponigro, Braga, Restaino, Sansone e Distanio. Invece per l'Olimpia Verona, numero 2 Fior, 3 Fiore, 6 Portinari, 8 Nardi, 9 Claro, 10 Luca Ian, 11 Roccia, 16 Santos, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 89 Portuga. Completo rosso-blu, classico casalingo per la Feldi, completo invece giallo con qualche ricamo blu per l'Olimpia Verona. A breve vedremo anche le scelte dei due allenatori. Ci sono Jorge Santos, Rocha, Portuga, e Claro per l'Olimpia con Mazzoni tra i pali. Invece per la Feldi Montefalcone, Venanzio, Restaino, Lucas Braga e Giancarlo Selusio. Olimpia Verona già retrocesso, un punto in classifica dopo 25 giornate, già matematicamente retrocessa la squadra veneta. Invece Feldi Eboli in piena lotta playoff. Questa sera c'è un solo risultato per gli uomini di Samperi, ovvero la vittoria, i 3 punti. Il Verona venderà cara la pelle. Si aspetta solo il fischio d'inizio e poi sarà Feldi Eboli, Olimpia Verona. Ancora qualche accorgimento da parte degli arbitri dietro le panchine, qualche persona di troppo evidentemente. In realtà sono semplicemente i giocatori fuori distinta della Feldi, Calderolli e Douglas Nicolodi. Parte adesso Feldi Eboli, Olimpia Verona, primo possesso per i rossoblu di casa. Venanzio, Selusio, passaggio in verticale con tocco di Portuga. Venanzio, Montefalcone va al lancio lungo, finisce direttamente sul fondo dall'altro lato del campo. Mancino avanti di Mazzoni, Portuga controlla solo per un attimo, recupera il possesso alla Feldi. Venanzio per Lucas Braga, prova a destreggiarsi Lucas Braga, poi il pallone arriva in area, calcia Selusio, Mazzoni è lì, alla fine è Claro, pallone ci arriva Braga, calcia di prima Lucas Braga, esce largo il suo tentativo. Portuga, Jorge Santos,
Portuga perde il possesso, allora Restaino, tunnel su Jorge Santos, Restaino guadagna calcio d'angolo, ha trovato anche il tunnel ai danni di un avversario Restaino. Selusio, il mancino proprio di Decio Restaino, finisce alto. Comincia subito in avanti la Feldieboli. Adesso pressione alta con Mazzoni che trova un varco per servire Portuga. Ancora l'ex Real San Giuseppe. Rocha, Claro. Palla in avanti per Rocha. Su di lui Restaino, ruba il pallone Restaino. Di punta Restaino. C'è stato un tocco, una deviazione e calcio d'angolo. Molto intraprendente Decio Restaino in questo inizio di gara. Selusio trova Lucas Braga, schema vincente da calcio d'angolo per la Feldieboli. Lucas Braga porta in vantaggio i rossoblù. Rivediamo Selusio, Braga, puntata che fa male, soprattutto fa 1-0 Feldieboli dopo 1 minuto e 31 secondi di gioco. Rocha perde il possesso, Venanzio scambia con Braga, Restaino, Selusio si appoggia su Germano Montefalcone, lancio preciso, Braga allunga la gamba ma non riesce a controllare. Jorge Santos prova ad andare via, ne ha 2 addosso, trova riparo in Portuga, poi subisce il fallo Jorge Santos. Claro, Jorge Santos. Gira palla all'Olimpia. Rocha si accentra, poi va a largo da Claro che può puntare Lucas Braga. Ci prova il numero 9 ma Braga è attento, non si lascia superare. Batte Rocha, Portuga. Jorge Santos col mancino, calcia addosso a Selusio. Rocha riesce a ricominciare da Mazzoni. Lancio lungo, Montefalcone in 2 tempi, anche con un piccolo brivido. Poi va subito lungo, fuorissimo dall'area Mazzoni, che si è lasciato confondere dalle linee del campo di hockey. Viene giustamente ammonito il portiere dell'Olimpia Verona. Primo ammonito del match. E adesso c'è anche questo calcio di punizione, la zona favorevole per la Feldi. Dentro Marinovic e Patias per cercare di convertire in rete questo calcio di punizione. Sul punto di battuta ci sono Marinovic e Selusio. Marinovic chiede se può calciare direttamente. Parte Marinovic, la tocca ma non basta, Mazzoni raddoppia la Feldieboli col gol di Dario Marinovic. Subito 2-0 dopo neanche 3 minuti di gioco al Pala d'Irseu. 2 gol
Natti da calcio piazzato per le Volpi, prima il calcio d'angolo con Braga che ha ricevuto da Selusio e ha depositato in rete. Adesso col tiro diretto da calcio di punizione di Dario Marinovic, dentro Nardi per l'Olimpia che riesce a mantenere il possesso per l'Olimpia. Clarò, lancio lungo di Rocha, prende posizione Nardi che controlla, poi si allunga troppo il pallone. Adesso il possesso della Feldi, Restaino, Marinovic, tocco per Selusio. Patias. Selusio per il tentativo di rovesciata di Decio Restaino, che è riuscito ad impattare il pallone, ma non lo ha colpito come voleva. Ugas per Nardi, recupera palla Patias, Marinovic all'indietro da Montefalcone, Selusio prova ad andare via da solo, Ugas tocca il pallone che arriva direttamente tra le mani di Mazzoni, subito lancio lungo, duello tra Caponigro e Nardi, ultimo a toccare il giocatore in maglia gialla. Patias cerca e trova Caponigro che calcia di prima intenzione, il pallone che attraversa tutta l'area si spegne sul fondo. Lancio lungo di Mazzoni direttamente sul fondo dall'altro lato, l'arbitro va a richiamare Selusio e Nardi con Selusio che ha la maglietta un po' alzata alle trattenute del numero 8 dell'Olimpia nel tentativo di prendere posizione. Selusio, Marinovic, Ale Patias, rientra nella propria metà campo, trova Marinovic, Caponigro, pallone che arriva a Rocha, Rocha col destro, la tocca Marinovic, poi va a prendersela con le mani Germano Montefalcone. Marinovic, scambio tra Patias e Selusio, poi passaggio di Patias che si impenna, Caponigro non riesce a controllare. Patias, tocco per Selusio, è un 2 contro 2, Selusio, Patias prova a rientrare, capisce tutto Ugas che trasforma l'azione in offensiva. Alla fine sterza, ricomincia da Claro. Ugas, c'è un problema per Patias, subito un colpo proprio nello scontro con Ugas, Ugas in maniera molto sportiva e corretta ha messo il pallone fuori per permettere a Patias di uscire. Adesso Marinovic ovviamente restituisce il pallone agli avversari. Palla in avanti alla ricerca del solito Nardi, palla che lo sorpassa, finisce da Montefalcone, Marinovic, proprio Nardi a leggere il passaggio di Marinovic. Ugas, deviazione e rimessa laterale. Caponigro subito in avanti per Lucas Braga, ne ha 3 addosso Braga, prova a duellare, riesce anche a tenere il pallone Marinovic, prova a superare Ugas, poi va da Caponigro, riceve Braga, non arriva nessuno a rimorchio, allora Braga tenta di indietreggiare, alla fine si scontra con Giannattasio e commette fallo.
Portinari. Ugas prova a fare tutto da solo, alla fine ricomincia. Portinari. Calcia col destro. Palla che però è andata oltre la linea laterale. Lancio lungo su Lucas Braga. Riesce ad agganciare il pallone Nardi. Portinari. Ugas. Si scontrano quasi Venanzio e Caponegro. Allora Portinari, tocco per il tiro di Claro, anzi di Giannattasio, con la parata di Montefalcone. Portinari. Giannattasio ruba la palla, Selusio. Venanzio. Avanza il numero 5. Poi Selusio. Venanzio. Palla per Selusio. Ha provato il tocco sotto, ma l'arbitro ha visto un fallo in attacco di Braga. Lancio lungo, testa di Venanzio, tocco di Lucas poi per Selusio che si impegna e la tocca all'indietro per Montefalcone, contrasto con Nardi. Montefalcone fa spaventare anche il pubblico, allontana il pallone, fortunatamente raso terra. Laterale per l'Olimpia, lo batte Portinari. Jorge Santos calcia col mancino, alto il suo tiro. Time out mister Salvo Samperi a 11:59 dall'intervallo, con la Feldi che conduce per 2-0 al Paladirseu nei confronti dell'Olimpia Verona. I gol di Lucas Braga e di Dario Marinovic. Rientrano in campo le due formazioni dopo il time out chiesto da coach Samperi. 11:59 ancora da giocare in questa prima frazione. Il punteggio è quello che vedete in grafica: Feldi 2, Verona 0. Restaino riceve da Montefalcone, scambia poi con Selusio. Selusio. Montefalcone al lancio lungo, arriva ancora Selusio, il tocco per Braga, non riesce a metterla dentro Lucas Braga questa volta. In posizione favorevole, ha tentato il tocco sotto. Venanzio, ancora tentativo di andare su Braga, passaggio impreciso. Claro,
Fiore. Si guadagna rimessa laterale. Jorge Santos. Scambia con Claro, ancora Jorge Santos, Portuga. Fiore. Regala il pallone alla Feldi, pallone che è rimasto in campo, anzi no. Rimessa laterale. Selusio, tocco per Patias. Patias prova ad andare dentro 2 volte e 2 volte Claro a chiudere. Messa laterale che per la Feldi. Il tiro di Restaino dopo il passaggio di Venanzio. Fiore a murare, ma si resta lì nella metà campo offensiva della Feldi. Patias. Restaino ancora più dietro da Montefalcone. Avanza Montefalcone. Prova il passaggio verso Selusio. Quest'ultimo non riesce a controllare la sfera. Siamo già dall'altro lato con Portuga. Pallone che è uscito. Giocatori che devono fare il conto con il terreno di gioco, che non è un 40-20, è un po' più piccolo, quindi dimensioni ridotte, spazi minori. Fiore. Claro. Jorge Santos sterza, rimane con lui Decio Restaino che ruba il pallone, può ripartire la Feldi. Patias prova a toccarla per Selusio, si chiude la difesa dell'Olimpia, riparte con Fiore. Tocco per Jorge Santos, tiro un po' strozzato, lo blocca agevolmente Germano Montefalcone, che poi va al lancio lungo verso Restaino, che in questo caso controllo non riuscito. Roccia. Jorge Santos chiede palla lunga a Claro, lo accontenta Jorge Santos, ma il 9 aveva fatto poi contromovimento, non se n'è accorto Jorge Santos. Marinovic. Restaino, Selusio. Alza il pallone, ma lo butta fuori. Giannattasio verso Claro, anzi Ugas. Riesce la ricezione al 19. Dentro Caponegro per la Feldi. Selusio. Marinovic. Marinovic. Palla tra le mani adesso di Montefalcone, lancio lungo, esce Mazzoni ad allontanare di testa. Marinovic, mancino di Patias, sporcato da Giannattasio. Patias riceve da Venanzio, prova ad andare ancora da Venanzio, premessa dal fondo dopo la carambola proprio sul corpo del numero 5 della Feldi. Portuga ne ha 2 addosso, prova ad andare via, guadagna rimessa laterale. Giannattasio. Roccia. Giannattasio.
Portuga trova il varco per Giannattasio. Ugas gioca bene adesso l'Olimpia, tiene bene il possesso la formazione di Castagna. Ugas si accentra, ne fa fuori due, poi Venanzio commette fallo sul numero 19 dell'Olimpia. C'è una d'intesa adesso tra Venanzio ed Ugas. Venanzio che se l'è presa, ma più che altro con i suoi compagni si sono lasciati, a suo dire, superare troppo facilmente. Dentro Luca Ian e l'Olimpia per questo calcio di punizione, la bestia numero 10 capitano della formazione maglia gialla. Giannattasio si allontana, Luca Ian la mette dentro, capisce tutto Venanzio che poi calcia, aveva visto Mazzoni fuori dalla sua area, il suo tiro però finito alto. Rocia, Giannattasio, pallone che arriva a Marinovic, Marinovic va sul manzino, calcia, non colpisce bene Dario Marinovic. Anche Mazzoni lungo, Portinari, Ugas, Giannattasio, ancora Portinari, arriva forte Caponegro su Ugas, vediamo di chi è la rimessa, della Feldi. Subito Caponegro per Venanzio, si gira Venanzio su Portinari, buona l'uscita di Mazzoni, ancora Feldi con Patias, si ricomincia da Montefalcone, a campo per avanzare ma sceglie di andare subito da Patias. Marinovic, Caponegro, si fa vedere Venanzio, tocco di Ugas, Marinovic, Caponegro, ancora a lottare Caponegro, Caponegro va via Rocia, Caponegro, esce Mazzoni ancora una volta attento, poi deve liberarsi del pallone, lo fa. Problemi col cronometro, quindi non prendetelo per buono in questo momento. Caponegro va in avanti da Braga, tocco per Selusio, Selusio alza il pallonetto, Mazzoni in angolo. Altro calcio d'angolo per le Volpi, tocco per Caponegro, calcia malissimo, prova anche a ripartire l'Olimpia. Portinari, Rocia, col destro Rocia, tiro che finisce largo. Portinari prova ad andare via, si porta il pallone fuori.
Rocha, Jorge Santos, recupera il pallone Braga, Montefalcone, Lucas si accentra, prova ad andare da Venanzio che però ha fatto tutt'altro movimento. Jorge Santos su Nardi, Rocha col mancino, non l'ha toccata Montefalcone secondo l'arbitro, secondo noi sì, e alla fine infatti è calcio d'angolo. Rivediamo il tiro di Rocha, la spaccata, il tocco di Germano Montefalcone. Jorge Santos, trova il tocco di Braga, Rocha dentro per Nardi, troppo potente il suo passaggio. Degan, Selusio, Venanzio, buona la palla per Selusio, Selusio avanza, Selusio dentro, di nuovo Selusio per Braga, doppietta del numero 13 e 3-0 Feldi Eboli. Ha fatto tutto bene Giancarlo Selusio, ha permesso a Braga a porta vuota di depositare in rete per il 3-0 Feldi Eboli a 4:28 dall'intervallo. Jorge Santos, Fiore, Jorge Santos, pallone che non riesce a tenere Mazzoni, allora subito Feldi a battere la rimessa laterale, Selusio finisce giù, l'arbitro assegna erroneamente la rimessa alla Feldi, poi assegna al Verona. E adesso c'è time out chiesto da mister Castagna per l'Olimpia Verona a 4:11 dall'intervallo. Punteggio ed è la Feldi avanti per 3-0, doppietta di Braga, gol di Marinovic. Fischiano gli arbitri, si deve tornare in campo dopo il time out chiesto dal coach del Verona, Luca Castagna. Si riparte adesso, palla in avanti per Nardi, non controlla, pallone che arriva a Montefalcone, ancora Feldi a gestire il possesso con Selusio, Degan, Selusio, Matias, sempre Selusio ad impostare, Matias, tocca all'indietro, Montefalcone, Selusio, Degan, Matias dentro per Selusio, esce, questa volta è bravo a controllarsi Mazzoni e non uscire dall'area di rigore. Jorge Santos, Clarò, ancora Clarò, trova Nardi,
Fiore a puntare Degan, ancora Fiore, palla dentro per Nardi, controllo difettoso, possesso Feldi adesso, Selusio prova a chiudere l'1-2 con Degan, palla un po' lunga, ci arriva Claro che appoggia su Mazzoni, lancio lungo del portiere del Verona, molto lungo. Degan, Venanzio, Marinovic, Venanzio un po' in ritardo, riesce ad arrivare su questo pallone, poi Marinovic disturbato anche da Patias, Jorge Santos palla dentro, Montefalcone padrone della sua area, riparte Montefalcone 3 contro 2, calcia Montefalcone, esce fuori il suo tiro, apprezza il palla di Irseu, il tentativo del portiere della Feldi. E vediamo proprio il tiro di Montefalcone, puntata potente, è finita fuori di poco. Marinovic, scambia con Restaino, Venanzio, Patias, trollo difettoso anche per lui questa volta, Portinari in difficoltà, arriva Patias, Patias arriva veloce come un lampo, scippa il pallone e la mette dentro per il 4-0, Ale Patias, il bomber della Feldi Eboli. Adesso sono 4 le reti di vantaggio per la formazione di mister Salvo Samperi. Secondi all'intervallo, possesso proprio rossoblu. Montefalcone, Marinovic, su di lui Ugas, rischia Marinovic che non butta via il pallone, lo protegge, spalle alla porta, alla fine riesce a rubare Ugas che rientra nella propria metà campo. Claro, sbaglia il passaggio Ugas verso Rocia, rimessa laterale Feldi, già battuta da Marinovic. Restaino, trova Patias, osserva il da farsi Patias che ricomincia da Marinovic, l'ultimo uomo Marinovic, rientra Restaino a dare una mano ai suoi compagni. Marinovic supera Rocia che spende il fallo, si prende anche il giallo, secondo ammonito del match. Dieci secondi al duplice fischio, calcio di punizione da posizione defilata per la Feldi. Batte Marinovic che ricomincia da Venanzio, palla dentro, Patti ascolta, Acco, Mazzoni riesce a salvare, poi Portuga trattenuto da Patias, riesce ad andare da Claro, è finito il tempo, si conclude così la prima frazione di gioco alla Palla d'Irseu, Feldi Eboli 4, Olimpia Verona 0, piccola pausa anche per noi, a risentirci tra pochissimo con il secondo tempo.
Per correre più veloce di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Per correre più veloce di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Per correre più veloce di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci.
Per correre più veloci di tutti c'è bisogno di una fibra speciale. Con noi di Sinergia, la fibra ha i numeri giusti per andare veloce. Fatti furbo come noi volpi, scegli Sinergia perché tutti insieme siamo più veloci. Bentornati in diretta dal Pala d'Irseu, 26esima giornata di Serie A, Feldiebole Olimpia Verona, 4-0 dopo i primi 20 di gioco. A brevissimo era dato il via anche per questa ripresa. Feldi in pieno controllo fino a questo momento contro il Verona che sta cercando di fare il possibile. I gol nel primo tempo di Braga Marinovic, nuovamente Braga, doppietta per lui, poi il solito Pattias mettere il suo timbro. C'è un problema in questo momento, la rete della Porto che in questo secondo tempo sarà difesa da Mazzoni, c'era un piccolo buco che è stato prontamente, tra virgolette, tappato. E ricomincia adesso il match, primo possesso della ripresa per l'Olimpia Verona. Mazzoni, Giannattasio, Rocia, Nardina avanti con Giannattasio che non riesce a tenerla in campo. Selusio trova Braga, Braga controlla, calcia addosso a Rocia, un pallo che diventa buono per Giannattasio, ma prima di lui arriva Selusio. Rimessa laterale Olimpia, tocco per Rocia, Nardi di nuovo per Rocia, tra col mancino,
giocatore in maglia 11, palla che finisce fuori. Venanzio, Selusio, ancora Venanzio, trovato Braga, prova a girarsi Braga, poi la tocca per la puntata di Decio Restaino, la tiene lì Mazzoni. Nardi, Jorge Santos, palla in avanti per Nardi, troppo potente questo tentativo di passaggio. Venanzio, Restaino, va via Rocia, poi rimpallo dopo il tentativo di allontanare di Giannattasio che favorisce la Feldi. Venanzio, tocca Rocia, rimessa laterale. Selusio, Braga, questa volta colpisce male Rocia senza rischiare la poggia di testa in rimessa laterale. Palla dentro, allontana Mazzoni, bello il controllo di Nardi che prova a liberare il destro, riesce anche a calciare e a trovare deviazione. Jorge Santos, Nardi, tacco con Destaino che arriva in anticipo, ma poi si porta il pallone fuori. Jorge Santos, Rocha, Jorge Santos, testa di Nardi, testa di Selusio, tocco proibito di Rocha. Gioca subito la Feldi, Marinovic. Riceve Braga da Selusio, si protegge da Giannattasio, poi scarica male per Marinovic, è attento a seguire il gioco Germano Montefalcone. Lancio lungo, Selusio, Marinovic, Braga, fallo in attacco. Portuga, Claro, in difficoltà sulla pressione di Selusio, riesce ad allontanare nella zona presidiata da Germano Montefalcone. Subito per Selusio, troppo frettoloso e impreciso in questa circostanza Montefalcone. Portuga, guarda davanti, poi gioca lì con Jorge Santos. Claro, Portuga, ancora per Claro, Jorge Santos, Nardi, con giro palla dell'Olimpia, con la Feldi che adesso aspetta. Jorge Santos, Claro, riceve da Jorge Santos nuovamente Claro, lo chiude Marinovic, arriva in aiuto anche Pattias. Poi Marinovic mette in difficoltà Montefalcone che riesce in qualche modo a mettere questo pallone in rimessa laterale. Eccesso di fiducia da parte di Marinovic. Voleva uscire palla al piede. C'erano lì i giocatori dell'Olimpia. Tiro di Portuga. Lontana Venanzio, poi Caponigro. Cerca il tocco per Pattias. Passaggio che per poco non arriva al destinatario. Portuga. Alza il pallone nella metà campo offensiva, non c'è nessuno dei suoi.
Patias. Recupera il pallone l'Olimpia, Claro. Quello perde grazie all'intervento di Patias. Caponigro. Patias, Nardi prima di Venanzio, palla vagante, ci arriva Ugas, prova a servire Nardi, preso in controtempo. Marinovic, Patias. Ancora Marinovic. Guadagna laterale Marinovic, il massimo in quella situazione. Marinovic dentro, capisce tutto Fiore che si autolancia. Fiore poi sterza, perde il pallone, era solo contro tutti, ha fatto il massimo il numero 3 dell'Olimpia. Marinovic, Venanzio, alza il pallone per Caponigro, dall'altro lato è solo Patias, prova a servirlo Caponigro, capisce tutto Ugas. Ugas col mancino, più un passaggio che un tiro, finisce in rimessa laterale dall'altro lato del campo. Venanzio, Patias, gira Patias, pallone che arriva a Caponigro, intervento bellissimo di Mazzoni, si resta sul 4-0. Calcia Patias, pallone che rimane lì, Patias lo mette fuori. Non riesce ad uscire dal piede l'Olimpia. Altra rimessa laterale, una zona offensiva per la Feldi. Dentro Selusio, calcia a Caponigro, ricambio, ha battuto con il pallone in movimento Marinovic. Portuga lancia a lungo, testa di Ugas per Claro, Portinari, Ugas tra le linee, Claro si impegna e la tiene in campo, arriva subito la pressione della Feldi, Selusio non riesce ad andare via, Portinari, anzi Fiore, Portuga, preso in controtempo Fiore, che commette fallo, arriva un po' in ritardo il fischio, fallo di Fiore, anche giallo suppongo. Anzi no. Semplice calcio di punizione per la Feldi. Corsa lunga per Marinovic. Tocco è per Patias, esce Ugas a chiudere su Patias. Altro tentativo di palla a tagliare la difesa, stavolta riesce a chiudersi l'Olimpia. Degan, Marinovic,
Marinovic. Selusio in mezzo a 3, trova Degan, Marinovic, ancora Selusio, la perde, un po' di spazio per Claro, palla dall'altro lato per Portuga, arriva in chiusura Lepatias su Portuga, che ha provato a liberare il mancino. Giannattasio, stavolta a chiudere Degan. Portuga, Ugas, calcia col destro, Montefalcone, spaccata. Prova ad insistere l'Olimpia, Portuga. Fiore, Giannattasio, trova il varco per Ugas, prova ad andare via Selusio, Ugas, calcia col mancino. Esce alto il suo tiro. Braga. Selusio. Prova ad andare di prima intenzione Caponigro da Braga. Non colpisce bene. Portuga. Jorge Santos, Giannattasio, si lascia andare giù, non c'è alcun fallo, batte velocemente Braga, pallone rimane di Degan, Mazzoni 2 volte, poi Portinari, Jorge Santos, spazio per Giannattasio, ruba il pallone Caponigro, continua a lottare Giannattasio, arriva anche Degan, vediamo di chi è la rimessa, della Feldi. Montefalcone, lancia col mancino, Braga di testa, anticipa Mazzoni, non trova lo specchio della porta, l'ha colpita all'insu Braga, già senza saltare tocca praticamente la traversa, quindi non poteva che finire alto questo pallone. Portinari, calcia col destro, non inquadra lo specchio della porta, il numero 6. Degan, Selusio, ancora Degan, Caponigro, pressione alta di Jorge Santos, pallone che è uscito ma è rimessa dal fondo, di nuovo lancio lungo, di nuovo il duello tra Mazzoni e Braga, ultimo tocco di Braga, anzi ultimo tocco di Mazzoni. Selusio dentro per Braga, ha trovato di nuovo il varco giusto la Feldi, ha calciato alto Braga. Jorge Santos va sul lungolinea verso Nardi, anticipato da Venanzio, si allacciano i due che finiscono a terra, ultimo tocco di Nardi per l'arbitro. Caponigro, Degan, Caponigro col pallonetto, perfetto, il tocco di Vincenzo Caponigro per il 5-0 Feldi Eboli. Bella la palla di Degan, tocco morbido di Caponigro a scavalcare i Mazzoni, a fare 5-0. A 10-16 dal triplice fischio, recupera subito il pallone Caponigro, lo porta sul destro, calcia Jorge Santos, riparte Jorge Santos,
Arriva a chiudere Venanzio. Giannattasio, mancino di Giannattasio, tocco di Venanzio, calcio d'angolo. Palla dentro, lontana Montefalcone, riparte la Feldi, Venanzio, Pattias, a tu per tu con Mazzoni, la tocca per Caponigro! Fuori! Cosa si è mangiato questa volta Vincenzo Caponigro? Ha calciato a botta sicura, ma ha indirizzato male. Portinari, lancio lungo di Jorge Santos, in anticipo Venanzio, la restituisce Degan. Caponigro, blocco di Degan. Venanzio, Degan, ancora per Caponigro, calcia di prima, chiudendo scivolata Portinari. Caponigro, calcia di prima ma colpisce male. Mazzoni con le mani, la testa di Nardi. Si abbassa per colpire, ma colpisce appunto come Braga in precedenza verso l'alto. Pallone che finisce molto sopra la traversa della porta difesa da Montefalcone. Degan, Caponigro, ora Degan, chiude Jorge Santos. Caponigro dentro, anticipa tutti Jorge Santos che poi la tocca verso Nardi, è rientrato Pattias. Degan, chiuso da Portinari, Jorge Santos, tocco per Mazzoni, la pressione di Caponigro, rischia Mazzoni, lo salva, la rimessa dal fondo. Restaino, Venanzio, Pattias, cicca questa volta il pallone. Portinari, il destro, tocco di Venanzio, calcio d'angolo. Jorge Santos, il mancino, Montefalcone. Dice di no anche in questa circostanza Germano Montefalcone all'ottimo mancino scagliato da Jorge Santos. Ancora il numero 16 a provarci, questa volta non calcia. Claro, Portinari, poi indeciso sul da farsi, poi trova il tocco per Jorge Santos che libera nuovamente il mancino, finisce al lato, non è riuscito ad arrivarci sul secondo palo Nardi che era rimasto un po' nel mezzo. Venanzio, Marinovic, il pallone verso Restaino ma non dosa bene la forza. Ugas,
Si fa vedere tra le linee Portinari, tocco per lui, ruba palla Restaino, Patias, ancora per Restaino, alto il suo tiro. Claro, Portinari prova ad andare via Marinovic che lo contiene e prova anche a ripartire. Marinovic, Patias, si è persa l'inerzia del contropiede, allora si ricomincia da Venanzio. Restaino, Venanzio, prova a ripartire Nardi, Portinari, mancino di Portinari, scivolata di Venanzio, mi si è fatto male, forse è stato calpestato sulla mano sinistra da un suo compagno. Ugas, pallone che è uscito. Selusio, Montefalcone, Braga per Restaino, pallone gli resta sotto, sfortunato in questo caso Restaino, riparte Ugas ma pallone è uscito anche in questo caso. Marinovic alza il pallone per Selusio, chiusura di Giannattasio, possibile 3 contro 2, ci mette un po' di tempo Ugas a decidere che poi calcia. Ancora l'intervento di Montefalcone. Selusio alza il pallone, anticipo di Giannattasio di testa su Braga, Ugas. Ancora Selusio a chiudere, 5-16 al triplice fischio. Conduce agevolmente per 5-0 la Feldievoli. Portuga, Giannattasio, ancora Portuga, spinge Braga, Fiore stava bloccando per Portuga e commette fallo. Con Braga che dice chiaramente all'arbitro il blocco è fallo, non dello stesso avviso direttore di gara. Portuga, tocca per Ugas, tocca malissimo. Montefalcone, lungo su Braga, controlla col mancino, e 2 addosso adesso, tunnel su Giannattasio, Braga! Grande giocata, mancino che finisce alto. Si era liberato benissimo col tunnel di Giannattasio Braga, è andato poi a calciare ma non è riuscito a tenere basso il pallone. Fiore, Ugas, scambia con Fiore, Ugas, fase preparatoria fatta molto bene da Ugas e Fiore, poi calciato male il giocatore in maglia 19. Marinovic, Selusio, tocca Ugas,
Selusio. Tocco per Caponigro, preso in controtempo. Portuga. Scambia con Fiore, poi va da Ugas. Giannattasio. Sale in pressione la Feldi, conduce il pallone Portuga, trova libero Fiore, scambio tra i due, ancora Fiore. Ugas di prima, Portuga col mancino. Non trova la porta Portuga. Selusio. Alla verticale per Caponigro, scivola con lui Ugas, che è l'ultimo a toccare. Cambia portiere la Feldi, fuori Montefalcone, dentro Di Stanio. Mentre calcia Selusio col mancino, palla che rimane lì, Caponigro. Selusio. Chiede e riceve Braga. Braga tocca per Degan. Sfortunato Degan che col piede d'appoggio ha toccato il pallone prima di calciare, quindi l'ha lisciata. 3-8 al triplice fischio, 5-0 Feldi Eboli. Time out chiesto da mister Castagna. Di nuovo in campo Feldi Eboli Olimpia Verona dopo il time out chiesto da mister Castagna a 3-8 dal triplice fischio. Lancio lungo, anticipo di Venanzio su Nardi. Poi tocco all'indietro per Di Stanio che ha campo per avanzare. Venanzio prova il tocco di prima ma colpisce male. Clarò. Nardi. Portinari. Lancio lungo, la lascia scorrere Patias. Avanza Di Stanio. Anche spazio per calciare. Prova Di Stanio! La toccata Mazzoni. Caponigro prova ad andare dentro. Più del passaggio Nardi. Ancora Nardi ad intercettare questa volta, ma poi non è riuscito a tenere il pallone in campo Nardi. 2-17 alla conclusione. Caponigro. Venanzio. Caponigro subito per Patias. Prova
chiudere l'1-2. Per il tocco di Claro. Venanzio calcia Degan, avrebbe il tocco di un avversario che c'è stato. Caponigro alza per il mancino di Patias, colpito in pieno Claro sulla parte bassa della schiena. Nardi a lottare con due della Feldi, fallo, batte velocemente l'Olimpia. Jorge Santos, Claro, para Di Stanio, attento, Nardi, Jorge Santos, va via Patias, il passaggio è intercettato da Venanzio, poi netta trattenuta di Portinari su Patias, dall'altro lato Caponigro, uscita di Mazzoni, Caponigro, tocco per Degan, ancora Caponigro, calcio d'angolo. Caponigro dentro, pallone che ritorna a lui, tocco per Venanzio, Patias di punta, Mazzoni in rimessa laterale. Tocco per Patias, Patias col mancino, altro miracolo di Mazzoni. Caponigro la alza per Patias, la mette giù ma non riesce a calciare, riparte l'Olimpia. Claro, preso in controtempo Giannattasio, rimessa laterale Feldi Eboli, 64 secondi al suono della sirena. Venanzio, Di Stanio, lancia lungo direttamente in rimessa laterale. Palla avanti per Fiore, corre con lui Degan che lo chiude e va anche via elegantemente. Patias chiede palla a Caponigro, anticipato da Fiore. Ugas, Giannattasio, Fiore, Giannattasio, calcio fuori. Venanzio, finito giù Degan, che ha subito il fallo di Giannattasio. 23 secondi. Deve battere da più dietro Degan. Il calcio di punizione. Patias, pallone che è uscito. Mazzoni guarda a lungo e sporca il pallone Caponigro, poi Degan controlla male. Batte Giannattasio, arriva Venanzio, ancora Giannattasio, calcia Giannattasio che trova un grandissimo gol a 2 secondi dalla fine. 5-1.
imprendibile il mancino di Giannattasio. Tocca a Pattias, lascia scorrere il cronometro, finisce così Feldieboli 5 Olimpia Verona 1. Sale a quota 43 in classifica la formazione di mister Salvo Samperi. Con noi mister Salvo Samperi. Mister, avete portato a casa questi 3 punti contro l'Olimpia Verona. Era una gara che comunque nascondeva delle insidie a partire dal campo di gioco, non il Palasele ma il Paladirseu. Come pensa se la siano cavate i suoi giocatori? Guarda, penso che se la siano cavati bene, soprattutto nell'approccio alla gara. Andare subito avanti 2-0, 3-0 è stato importante ed era esattamente quello che avevamo detto. Dispiace per quel gol concesso alla fine per una disattenzione, però su queste piccole cose lavoreremo. Mister, adesso per voi c'è una settimana di riposo, ci saranno le Final Four che la Feldi ha sfiorato ma non ha raggiunto. Una settimana quindi per lavorare su cosa? È una settimana per recuperare un attimino questo sforzo che è stato fatto nelle ultime settimane e poi per lavorare su quello che noi ci siamo appena detti, sui dettagli sia tattici sia mentali che in questo momento dobbiamo assolutamente limare. Dopo la pausa, 4 giornate alla fine della regular season, ci sono i playoff da raggiungere che sono sempre più vicini, ma lei spera anche magari in una posizione il più migliore possibile? Sì, noi dobbiamo cercare in queste partite di ottenere il massimo sia come prestazioni e sia come punti, perché poi sono delle partite che ci avvicineranno a quelli che sono i playoff, quindi più punti facciamo e più sappiamo che la griglia per i playoff può essere positiva per noi, quindi assolutamente sì. Grazie mille e complimenti a mister Salvo Samperi. Restate con noi, a breve un altro protagonista di questo incontro.
Arrivato in postazione con noi Nicola Degan. Nicola, parlavamo nell'intervista prepartita delle insidie che poteva nascondere un match del genere. Si può dire che ve la siete cavata bene questa sera? Buonasera, sì, ce la siamo cavata bene, è andata bene, siamo stati bravi a direzionarla subito nella maniera giusta e siamo contenti, insomma, di aver portato a casa i 3 punti, che erano la cosa più importante oggi, nonostante, insomma, l'altro campo, che è questo. Quindi. Nicola, tanti minuti in campo per te stasera, ti chiedo anche un'autovalutazione, che voto ti daresti questa sera? Ma guarda, non mi do un voto, sono contento di aver fatto le cose che mi chiede il mister in settimana, di aver giocato semplice con le cose che prepariamo in allenamento e quindi niente, sono soddisfatto della prestazione, ma un voto non me lo do. Va bene, per chiudere adesso ci sarà la pausa, poi le ultime 4 di questa regular season. Cosa ti aspetti da questo finale di stagione regolare? Guarda, dobbiamo riuscire a portare a casa più punti possibili per posizionarci nella maniera più alta nei playoff, la posizione più alta per i playoff in classifica e quindi questo, dobbiamo insomma arrivare in posizione più alta. Grazie mille a Nicola Degan. Allora per questa sera è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da parte di Carmine Fine, a risentirci alla prossima gara casalinga della Feldieboli.